Timor, guarda ad andarmi avanti, su e su, avanti in trio, che cosa guardarmi a partita? Un attimo, Sergio, so di destrigare. Ti va avanti ancora tanto, che sia champion! Ci vuole il suo tempo, perché mi sta gottenta. Faccio la raccolta differenziata. Certo, adesso che sia partita Borussia Mönchengladbach Napoli, cosa da fare? La raccolta differenziata, no? Dimmi. Ora si mette avanti il portiere, tira, ancora. Ti te cavi via, tira raccolta differenziata, che è la roba più inutile del mondo. Ah sì? Certo, è solo una perdita di tempo e non serve a niente. Oh, cosa c'è sta roba? Che adesso è andata via il corrente, un blackout. Oh, Vecchia, mi raccomando adesso, sta ferma qui, ma anche non ti cominci a toccare, Sì, ti vorresti vecchio, ma ormai si passati gli anni. Io sapevo, mi avevo da guardarmi a partire, invece mi tocca stare qua col mostro di Halloween, ma ti è la raccolta differenziata, e tutto il giorno di me, e questo non devi buttarlo, questo devi metterlo là, con che risultato? Che siamo al scuro, e mica ho preso da vedere a Champions, e fa una roba che non serve a niente! Oh, guarda che roba! E invece serve! Molti di voi, soprattutto il signor Sergio Baldan, che siamo sicuri è all'ascolto, penseranno la raccolta differenziata non serve a nulla. Sì, infatti, e sottoscrivo! E invece qui a Fusina tutto quello che non si riesce a riciclare viene trasformato in CSS, combustibile solido secondario. E poi trasformato in energia elettrica, che serve a far funzionare questi impianti. Inoltre l'eccedenza viene ceduta alla rete elettrica nazionale. In questo modo il cerchio si chiude. Cosicché possiamo dire, in un certo senso, che la partita Borussia Mönchengladbach Napoli Le bondi la gnaga io. è stata offerta da Veritas. Ostras, davvero, da Veritas! E ora ti ha visto, brutto molton, che fare la differenziata serve, che a te fa vedere a Champions. E ora, Vecchia, siccome domenica che c'è il posticipo, allora, questa qua lattine va nei lattine vetro, plastica. Bravo, lattine. e sia settima questa. Infatti dopo ti me ne porti un'altra. E dopo questa qua, questo se Tetra Pak va a carta cartone. Bravo. E ascolta, e i miei calzetti? I tuoi calzetti? Ma ti sei matto, Sergio? Ho letto le istruzioni. Quelli vanno in un apposito contenitore e vengono degli incaricati Veritas a ritirarli in tuta di amianto.